Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Trieste welcomed 2026 with a free New Year's Eve celebration in Piazza Unità. Live music, DJs, and midnight countdown, and fireworks over the Adriatic. Friuli Venezia Giulia keeps public transport fares stable for 2026 while boosting discounts for students, families, and seniors. Bus, train, and ferry services stay integrated, cross-border routes remain unchanged, and digital ticketing makes travel easier than ever. Trieste hits a record in 2025, welcoming 1.6 million visitors with a focus on sustainable, well-managed tourism. Possiamo dire che chiuderemo questo 2025 con 1.600.000 presenze, quindi un tetto record per la città e sicuramente un anno positivo. Sono dei numeri che ovviamente fanno riflettere e ci accompagnano a un 2026 in cui sarà opportuno fare delle riflessioni, nel senso che il turismo è in piena crescita e la città offre una variegata opportunità di prodotti turistici, parlando tecnicamente, che hanno portato i numeri che dicevamo fino adesso, e l'aumento dell'imposta di soggiorno varato qualche mese fa, che entra in vigore dopodomani, ha aumentato del 50%, che è un importo sicuramente rilevante rispetto a un contesto nazionale in cui tale balzello invece va in contrazione. Fatto accordato fra l'amministrazione comunale e le categorie economiche proprio in ragione di investimento. Abbiamo bisogno di abbracciare tutta la destinazione turistica di Trieste, che non può essere solo ed esclusivamente il centro cittadino, ma deve partire da Duino Orisina, abbracciare il nostro importante altopiano carsico e scendere fino alla vicina Muggia. Dobbiamo essere estremamente attenti a creare quella, corretta alchimia di convivenza fra la vita della città e dei suoi cittadini e la vita del turista che oggi viaggia per fare esperienze autentiche. Come categorie economiche abbiamo spinto verso questa direzione. Con l'inizio del 2026 faremo la corsa per mettere in opera questo importante strumento che aiuterà e accompagnerà la crescita turistica della città. In Trieste, the city officials extended their best wishes into the new year, reaffirming law enforcement's commitment to listening to residents, protecting our communities and building a safer, stronger city together. Ma è un momento molto semplice che non risponde a dei criteri di particolare formalità. Tutte quante le forze dell'ordine e coloro i quali si prendono cura della città si sono riuniti per un breve momento per rappresentare se stessi e per rappresentare alla cittadinanza l'attenzione di coloro i quali stasera, come tutti gli altri giorni, la serviranno. In a year shaped by war, uncertainty, and rapid change, Italy's most important language institute chose a single, quietly powerful word: fiducia, trust. From Treccani's dictionaries to the streets of Trieste, one idea keeps coming up. People are still searching for something and someone to believe in. So what's your favorite word of the year? Chill. Maybe pasta. I know it's a bit classic, but... My favorite word of the year is antispecism, vegan, and intersection, because I really want a different word. Super amazing. This year was full of surprises and a lot of things that has changed our life, me and my wife also, and it was good for the soul and for a lot of stuff. So what's your favorite word of the year? Hello, my favorite word of the year is pukiaka. What does it mean? Is a state of mind. Okay. Yeah, when you think pukiaka, you think with your head. From all of us at In Trieste, we wish you a fantastic 2026. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.